lavorato. L'ho visto di recente, devo Sì, dire la comunque. verità, è stato insomma anche un bel Là c'era pugno. la sinergia dello showrunner che comunque reggeva i fili, eccetera. Spesso comunque capita che quest'anima viene persa proprio perché non ci sono confronti tra i registi durante. Quindi un bel confronto importante, No, soprattutto noi ce nello l'abbiamo. sviluppo di una Noi serie. l'abbiamo avuto di brutto perché comunque io poi l'ho invitato in Ogliastra e si è fatto 20 giorni lui con la famiglia qua a Tortolì, cioè in realtà a Cea e poi stavamo qua in zona e ci siamo conosciuti molto prima di iniziare la serie e ci siamo detti siamo nella stessa barca, la dobbiamo portare a termine con lo stesso gruppo di persone e dobbiamo farcela, quindi se uno sta male l'altro lo copre. Chiarissimo. Vi dico alla regia che abbiamo Simone Contu. Eccoci. Cioè, Sì, buonasera Simone, grazie per la buonasera. disponibilità. Allora, mi corre l'obbligo Piacere. di riformularti la domanda. Tu quando hai iniziato a credere che il cinema potesse essere come dire, la tua vita, il tuo futuro lavorativo, come ci sei arrivato? Durante il periodo universitario, poi dopo l'università ho fatto la scuola di cinema, insomma mi sono diplomato in produzione nel, nel 2001 e poi dopo mi sono trasferito a Roma, ho fatto altri 10 anni a Roma, insomma la gavetta. Poi sono rientrato in Sardegna, ho visto che comunque c'era un po' di giro e ho deciso di lasciare Roma, mi sono trasferito qui, ho fatto delle piccole cosette mie, insomma, come autore, ma soprattutto ho lavorato come location manager, ispettore, direttore di produzione, insomma. E poi in realtà il mio mestiere è questo. Ma come mai hai scelto di tornare in Sardegna? Io ho un legame con la terra, col mio popolo, con la mia gente, quindi è Ecco, guarda, tu una decisione. mi dai la possibilità per fare una domanda che poi rivolgerò anche agli altri ospiti. Eh, quanto può dare la Sardegna al cinema? Chi risponde? No, no, inizi tu, perché tu hai scelto di Ah! tornare. Era una domanda trabocchetto. No, assolutamente, anche Eh, perché a breve chiamerò in causa, anche se non c'è fisicamente, personalmente, ma so che ci stanno seguendo, chiamerò in causa anche il neo presidente della Film Commission, perché insomma, voglio dire, poi chiaramente un appello lo lanceremo anche alla Film Commission, perché io certo. penso che come è successo in altre regioni il cinema possa svilupparsi in Sardegna più di quanto insomma, non stia avvenendo in questi ultimi anni. Quindi a te la risposta, Simone, quanto può Beh, cosa, la Sardegna dare al cinema e viceversa cosa quanto il può cinema può dare? dare alla Sardegna? Ma la Sardegna può dare alla cinematografia ciò che passa attraverso lo sguardo dei suoi autori, sostanzialmente. E